giovani. Emozionante altalena di reti nell'altro derby, quello fra Juve Stabia e Nocerina. Vediamo i servizi di Carlo Carione e Gianni Porcelli. Finisce 2-2 l'incontro ad alto contenuto emotivo fra Juve Stabia e Nocerina, un derby molto sentito, come dimostrano la fiera rivalità che divide le due tifoserie e le 9 ammonizioni distribuite in campo dall'arbitro livornese Bolano. Juve Stabia aggressiva fin dalle prime battute di gioco, un avvio sicuro ed autorevole che sorprende in qualche modo la Nocerina già sotto nel punteggio all'8º. Preciso sul calcio d'angolo di Albadoro, il colpo di testa con cui Fabbro, sfruttando anche l'assenza dal campo dell'infortunato Filosa, anticipa l'uscita di Gori e porta in vantaggio i gialloblu. Allontanato poco dopo il tecnico Braglia, già la terza espulsione in campionato, i padroni di casa non perdono però grinta e determinazione, mettendo più volte in difficoltà la difesa avversaria, soprattutto nel vivacissimo finale di tempo. Annullato dal direttore di gara il raddoppio di Scognamiglio al 43esimo, meno di un minuto dopo, favorita da una grossa leggerezza di Pomante, la Juve Stabia getta al vento con Raimondi l'occasione più limpida per raddoppiare. Un errore pagato a caro prezzo quando di lì a poco, su cross di Catania, Negro di testa riporta le due squadre in parità. Più sciolta e sicura, in avvio di ripresa la Nocerina passa in vantaggio. Efficace e vincente lo scambio Castaldo-Catania e per l'esterno dell'attacco rossonero arriva così in maniera un po' rocambolesca la 7ª rete stagionale. Ribaltato il punteggio, la squadra di Auteri manca con Castaldo, uno dei tanti ex della partita, la possibilità di segnare il terzo gol, un match ball finito sull'esterno della porta difesa da Fumagalli che consente alla Juve Stabia di rifarsi sotto ed arrivare al pareggio con Albadoro che sul filo del fuorigioco, imbeccato da Mbakogu, non fallisce il bersaglio. Finisce 2-2 ed almeno per qualche secondo le due tifoserie smettono di fronteggiarsi verbalmente per applaudire i 22 in campo.